Giovedì a corte, prontissimi dopo la pausa di Ferragosto. Oggi parleremo del Museo della Tonnara di Stintino con la sua direttrice Esmeralda Ughi. Ci vediamo tra pochissimo, restate con noi. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qui, benvenuta Esmeralda Ughi. Allora, tutto bene? Vacanze bene. fatte o no? Perché al museo si lavora. Al museo si lavora sempre, soprattutto d'estate. Direttrice, ecco, ricordiamolo ancora, direttrice del MUT, Sì. Museo della Tonnara di Stintino, un piccolo paese Stintino, un grande museo è il MUT, o no? Sì, beh, diciamo che non per autoincensarsi, ma in questi anni, dal 2016, è stato fatto un grandissimo lavoro di promozione del museo. Il museo, nonostante noi siamo in un paese prettamente conosciuto per le vacanze balneari, devo dire ha un grosso successo di pubblico. Ad agosto abbiamo sempre un po' di calo, il turismo di agosto è un turismo particolare destinato alla Pelosa, alle altre bellezze certo. di Stintino, ma Stintino non è solo la Pelosa e le certo. Saline, perché c'è un Esatto. paese che è il lavoro che noi tentiamo di fare, cioè far Perfetto. conoscere a chi viene, a coloro che vengono accolti a Stintino, anche un aspetto di Stintino che non è da sottovalutare, che è la sua cultura, la sua storia, una storia breve ma molto interessante, Legata densa, legata soprattutto appunto al mondo della tonnara e al mondo della pesca. Il Stintino nasce come borgo di pescatori e questo vorremmo che non fosse dimenticato da chi visita il paese. Eccola qua, Stintino, la Sì. vediamo in queste immagini, ci mandano dalla regia. E Museo della Tonnara che ha una sua storia perché nasce all'interno di una ex Sì. fabbrica di sardine di Sì, scatolamento. di scatolamento di pesce azzurro. Pesce sardine. azzurro, sì, sì. Il comune di Stintino 5 anni fa ha chiesto un grosso finanziamento europeo con i PORFERS della regione Sardegna per ristrutturare l'edificio delle Alpi, appunto un'ex fabbrica di scatolamento del pesce azzurro, e in questo edificio è nato, con dei corpi che sono stati costruiti intorno, è nato il Museo della Tonnara. Purtroppo in realtà lo stabilimento della Tonnara esiste a Stintino, ma quando è fallita l'impresa, la proprietà ha venduto e adesso è un villaggio turistico. Però devo dire che il villaggio delle Tonnare, però devo dire che nella ristrutturazione è stato mantenuto l'originaria struttura, quindi è anche visitabile. Noi organizziamo anche delle visite guidate. Come museo organizzate le visite? Anche delle visite guidate sia nel paese
cose che nel vecchio stabilimento, Proprio il vecchio stabilimento sì, per della far Tonnara. vedere le strutture che nel nostro museo ovviamente si vedono in video, in Certo, foto, perché però abbiamo visto prima sì, alcune immagini, ci sono tanti cimeli storici, sì, che provengono quindi, tutti dalla Tonnara Saline. perfetto, Sì. unite all'innovazione dei musei di oggi, Sì. quindi l'interattività, Certo, è un i museo, video e l'interattività sì, il museo è soprattutto multimediale. multimediale, la parola, museo Sì, multimediale è nel la parola senso giusta. che ovviamente viene narrata la storia della Tonnara Saline attraverso i documenti d'epoca che sono montati su dei video, su video originali della Tonnara Saline e moltissime immagini ovviamente, oltre chiaramente ai reperti che provengono dal sito. Sì. E poi la multimedialità, io l'ho visitato ovviamente questo museo più di una volta, la multimedialità molto bella e tutto, ma è anche bello il concetto che avete creato, perché praticamente all'interno, oltre ai video e a questi cimeli, ci sono anche, ricordo, dei pannelli con una storia, e c'è tutta la storia di un dialogo tra un tonno che entra nel mar Mediterraneo e l'ultimo rais della Tonnara di Stintino, che è Agostino Diana. Sì. Diciamo che possiamo considerare questo dialogo il filo rosso del museo. Attraverso dei pannelli la storia viene narrata dal punto di vista che noi immaginiamo del tonno, che appunto entra in Mediterraneo per riprodursi e viaggia nel Mediterraneo appunto alla ricerca ovviamente dei luoghi migliori per la riproduzione, e dall'altra la storia narrata dall'ultimo rais della Tonnara Saline, nella quale si racconta appunto come avveniva la pesca, che modo accompagna il visitatore, la visitatrice proprio in questo percorso, e lo aiuta a comprendere anche la cultura che sottende alla pesca del tonno. Perché si conclude con una mattanza, con l'uccisione di un pesce, ma sotto c'è una tradizione mediterranea, una cultura non indifferente. Certo, c'è una tradizione mediterranea importantissima. Tra l'altro, nonostante diciamo come posso dire, appunto tu dici c'è la mattanza, c'è l'uccisione del tonno da parte dell'uomo, però consideriamo che quello era un tipo di pesca ecosostenibile, veramente ecosostenibile, nel senso che venivano scelti gli esemplari più grossi, gli esemplari più piccoli venivano lasciati liberi, se ne catturava quanto era possibile farlo a mano d'uomo, e quindi era veramente una pesca che rispettava i ritmi di riproduzione, quindi non c'erano pericoli per la specie, come invece purtroppo assistiamo a oggi veramente all'impoverimento degli stock di tonno nel mondo, perché ora la pesca avviene con sistema intensivo, con le tonnare volanti, e vengono presi tutti i tagli, quindi e soprattutto in Atlantico vengono presi anche i tonni molto piccoli, quindi impedendo loro di fare l'importantissima fase della riproduzione che avviene nel Mediterraneo. È vero, senti, in mezzo ai vari cimeli c'è anche qualcosa di veramente antico, se non sbaglio nella prima stanza, se non ricordo male, legato al garum, è possibile? Allora noi abbiamo... Qua andiamo ancora un po' più indietro della Tonnara di Stintino. Perché la prima stanza è dedicata, diciamo, alla quella che definiamo archeologia del tonno, cioè nel senso che l'alimentazione a base di tonno è antichissima. Noi abbiamo delle testimonianze addirittura dal Neolitico, la famosa grotta di Levanzo, dove è raffigurato il tonno rosso, tra l'altro, testimonia che la pesca del tonno è antichissima, quindi è ovviamente come le carni del tonno fossero importantissime nell'alimentazione, e questo è continuato in età storica, e abbiamo appunto quello che tu hai chiamato garum, nel senso che abbiamo un fondo di anfora che proviene tra l'altro dallo scavo della Reale all'Asinara, nella quale sono contenuti i resti di una sostanza che viene definita salsamenta, cioè erano delle salse a base di pesce, le più pregiate erano proprio a base di tonno, e quindi queste venivano trasportate in anfore e servivano a tutto l'impero romano, provenivano dai grandi stabilimenti diciamo, dove il pesce veniva trattato, soprattutto il tonno, messo sotto sale, della Spagna e del Portogallo, che poi transitavano e arrivavano a Roma. Infatti il carico della Reale si è affondato proprio davanti all'isola dell'Asinara, dove ancora oggi è visibile. Senti, abbiamo parlato prima di Agostino Diana, l'ultimo rais. Spieghiamo ai pochi che non sanno cos'è la figura del rais, cosa vuol dire? Il rais è il capopesca, cioè è colui che
gestisce tutte le fasi, dalla preparazione della tonnara fino all'ultimo atto che è la mattanza, appunto la pesca. È il capo indiscusso, e solo lui gode e godeva di un grandissimo rispetto e considerazione da parte dei tonnarotti, ma anche della proprietà e del direttore della tonnara, che ovviamente confidavano in lui e nella sua preparazione perché la pesca fosse abbondante, perché fosse fatta nel miglior modo possibile. Agostino Diana è stato l'ultimo Rais della tonnara Saline, che ha chiuso nel 1974, è ancora con noi, è il genius loci del nostro museo, tra l'altro nonostante ormai l'età avanzata e un po' gli acciacchi, continua a frequentare il museo, si intrattiene spesso con gli ospiti. Lo sappiamo perché qualche tempo fa lo abbiamo anche intervistato e io, amici, volevo farvi vedere la testimonianza di questo grande personaggio nell'intervista qua all'ultimo Rais Agostino Diana. Prego regia, vediamola. La vita in tonnara era un po' sacrificata, non era un lavoro continuo, però era un lavoro che bisognava rimanere sempre lì. Io ho iniziato ad andare allo stabilimento dove si lavorava il tonno, dove si facevano queste cose, da ragazzino. Da 14 anni fino a 18 anni sono stato allo stabilimento. Poi da 18 anni sono passato alla ciurma di mare, che sarebbe l'equipaggio della tonnara, e lì ho fatto la mia carriera al Bordonorello. Dopo dal Bordonorello giravano e andavano verso il Bordonaro, il Bastardo e la Camera, che erano 3 camere quasi uguali, però due erano per girare i turni e uno era per rimanere ai turni. E questi erano gli ultimi 3 vicino al corpo. E poi nel momento che dovevamo fare la mattanza, veniva abbassata la porta del corpo e i turni passavano dalla camera alla camera da morte e lì venivano fatta tutta la mattanza, tutta la procedura, prima tirate le reti, tirate in su e poi a un certo punto bisognava prenderli. Allora si prendevano non come li prendono adesso, li prendevamo coi ganci. Il Rais aspettava nel momento che erano tutti pronti i tonnarotti per prendere i tonni, nel momento che i tonni erano pronti, con una percentuale tutto l'interiore del tonno, sia la bottaraga, la lattante, il cuore, insomma tutta la roba interna del tonno era dei tonnarotti. Io come Rais dovevo guardare sempre tutti quelli che lavoravano e poi fatta la mattanza andavamo a terra lì allo stabilimento. Ma era una cosa che si aspettava nel momento di andare alla tonnara, allora quelli che eravamo, insomma, che ci avevamo in testa proprio la tonnara e aspettavamo il giorno di andare di nuovo ogni anno alla nuova stagione. Eccolo qua Esmeralda, allora, l'ultimo Rais, grande personaggio. Il nostro Agostino. Io l'ho un po' chiamato il cimeglio vivente, il vostro cimeglio vivente. È no? vero, sì, sì. Che lui è sempre lì presente, si presta. Lui si presta non solo alla vostra intervista, ha fatto tantissime interviste al museo, poi è sempre carino, viene agli eventi, assiste agli eventi. E adesso parleremo anche di quelli. Intanto, visto che siamo trasmissione di eventi, volevo coinvolgerti in quelli che ci sono nel weekend. So che anche voi ne avrete, ne parleremo. In giro per la Sardegna, per esempio, abbiamo una grandissima festa, è la festa del Redentore a Nuoro, che si dice con la U così, giusto? Perfetto. Grande festa, è proprio questo weekend, dal 23, ecco il cartello, dal 23 al 29 agosto a Nuoro. Festa del Redentore, ricordo tutte le informazioni perché è piena e ricca di eventi, le potete trovare proprio sulla pagina Facebook della Festa del Redentore, quindi fate un salto lì e trovate tutte le info.
E c'è qualcosa anche a Stintino che non riguarda il museo, perché poi avete degli eventi anche voi, c'è l'Isola in vetrina questo weekend, quindi Stintino sempre vivo, il borgo, nel borgo, perché stiamo parlando, se non sbaglio, ecco qua il cartello tra Largo Caladoliva e l'altra piazza, abbiamo da Buzz, quindi abbiamo comicità con Buzz, Antonio Sorgentone, il vincitore di Italia's Got Talent, e Norida Graves, e andiamo avanti con la musica alla grande. Ti piace la musica? Sì. Il connubio musica e cabaret non male. Sì, non male. No, ma non male l'evento. Quest'anno, tra l'altro, insomma, si prospetta un bel evento, dura 3 giorni, quindi il paese sarà animato molto da e voi ne avrete anche cose. voi, ma se permetti lancio un attimino di pubblicità e poi parliamo appunto dei grandi eventi che attendono tutti al Museo della Tonara di Stintino, che quest'anno poi la stagione è ancora più lunga e tutto, ma ne parliamo tra pochissimo. Un attimo di pubblicità, poi siamo ancora qui. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci qui con Esmeralda Ughi, ancora un attimo per gli eventi, perché ho degli appuntamenti qui al centro commerciale Corte Santa Maria, informazioni di servizio. Allora, ancora per pochi giorni, mi raccomando, Piazza Italia, tutto da 2,50 €, 5 €, 10 €, quindi prezzi imbattibili. Poi da Brooms abbiamo le occasioni a partire da 5 €, poi abbiamo il 70% di sconti, quindi ancora saldi, da Camomilla, Claire e Sandro Ferrone. Da C-Sport anche lì al 50%, va bene? Farei un giro dopo? Ok? Facciamo un tour. Senti, allora, gli eventi del MUT è parte integrante proprio del vostro programma, cioè c'è questo bellissimo museo, l'abbiamo detto, multimediale, interattivo, però c'è tra l'altro una sala eventi non indifferente, molto bella, molto grande, molto attrezzatissima, e lì via, si parte con ogni settimana praticamente. Noi eventi ogni settimana e più eventi la settimana, soprattutto nel periodo di luglio, agosto e anche settembre. Sì, perché in realtà un museo ovviamente è importante, però organizzare eventi è fondamentale per far vivere il museo, per farlo vivere, per far sì che diventi un luogo di incontro, di scambio, di confronto, perché comunque in una vacanza secondo noi non può mancare l'offerta culturale. Certo, assolutamente. Frequentare un posto. Quando si frequenta un posto è bello anche vedere qual è la cultura di quel posto, e credo che il Museo della Tonara da questo punto di vista sia il luogo ideale dove scoprire anche moltissime storie, narrazioni sulla nostra isola e non solo. Noi facciamo eventi di tutti i tipi, dalla conferenza alla presentazione del libro. Sono stati anche di importanti con personaggi eventi, importanti. Certo. Parliamo dalla storia allo sport, per esempio, perché anche l'anno scorso Sergio Brio, abbiamo presentato
presentato il libro di Sergio Brio, quest'anno abbiamo presentato il bellissimo libro fotografico di Citrini sulla Dinamo Sassari, quindi certo. Insomma anche degli eventi anche interessanti. musica, Beppe Dettori quest'anno, abbiamo Raul Moretti, sì, esatto, abbiamo Beppe Dettori e Raul Moretti sulla terrazza del nostro terrazza, museo, bellissimo. che tra l'altro oltre alla sala conferenza sì. abbiamo questa bellissima terrazza che ben si presta soprattutto agli eventi musicali. Tra l'altro collaboriamo ormai dall'apertura con l'associazione La Bohème che organizza Stintino Jazz e Classica, quindi noi ospitiamo al museo tutti i concerti della scuola e anche questo è molto bello, i concerti di classica, di jazz che si fanno sia in paese, nelle piazze, in chiesa, però anche al museo, quindi anche questo sono molto apprezzati ad esempio i concerti. Poi un altro evento molto importante è quello del premio Stintino per la divulgazione scientifica che apre Stintino al mondo. Lo scorso anno abbiamo dato il premio al Museo Egizio di Torino e al suo direttore Cristian Greco, che ha fatto tra l'altro una bellissima Lectio Magistralis, molto divulgativa ma bellissima. Quest'anno abbiamo voluto invece dare il riconoscimento a Guido Tonelli, il grandissimo fisico, uno degli scopritori del bosone di Higgs, e questo è stato perché lui fa un'attività bellissima di divulgazione scientifica attraverso i suoi libri. L'ultimo, quello che si intitola Genesi, ad esempio, è veramente interessante. E lo stesso Tonelli ha fatto anche lui una bellissima conferenza al museo in occasione appunto del premio. Quindi insomma crediamo molto noi nella divulgazione scientifica e culturale. Questo weekend o prossimamente che cosa ci puoi dire? Ho visto che c'è un evento, domani abbiamo un evento, proprio domani abbiamo un evento legato al nostro argomento. Viene un docente dell'Università di Cagliari, Piero Addis, che farà proprio una conferenza sui tonni, le tonnare del Mediterraneo, non solo dal punto di vista, lui è un biologo, ma non solo dal punto di vista biologico, ma anche dal punto di vista della cultura della tonnara. Tra l'altro ci sarà una piccola sorpresa allora bisogna andare, gastronomica venire, legata sì, bisogna telefonare per prenotare. Poi diamo tutti i contatti. Poi domenica presentiamo il romanzo di Gianni Caria, che è il procuratore generale di Sassari, però lui è anche uno scrittore, è uscito di recente il suo ultimo romanzo, Il Presidente Addormentato, e lo presentiamo domenica. E poi la settimana entrante proseguiremo con altri eventi, presenteremo... E poi tutto questo, poi daremo i contatti, perché quest'anno tra l'altro la stagione è fino a dicembre, sì, quest'anno, al Natale addirittura. Sì. Diciamo che anche lo scorso anno abbiamo fatto eventi fino a dicembre, però quest'anno abbiamo deciso di animare ancora di più il dicembre stintinese legato al grande presepe, e quindi vogliamo animarlo anche con eventi, con altri eventi, con eventi fatti anche al museo. Molto bene, senti, abbiamo parlato degli eventi del MUT, ma a Sassari settimana scorsa c'è stato un grande evento, intanto permettimi di ringraziare tutti i nostri amici che ci hanno seguito, sono stati più di 36.000 a seguire la diretta della discesa dei Candelieri di Sassari, quindi grazie per averci seguito. All'interno di questa grande manifestazione c'è anche la consegna del Candeliere d'Oro speciale, e per noi, a vedere chi l'ha preso, lo sanno tutti, volevo fare un po' di suspense, ma lo sai benissimo anche tu, comunque per noi è andato a Sardegna Dies. Vediamo il servizio sulla consegna di questo grande premio della città di Sassari. Autorevole sociologo dei fenomeni politici e direttore dell'Istituto Cattaneo di Bologna, negli anni 90 è stato uno degli artefici della storia politica di quel periodo. Deputato dal 1999, è stato ministro della difesa dal 2006 al 2008. Ha dato lustro alla città di Sassari in anni in cui i politici sassaresi avevano un notevole peso nella vita italiana, ed è stato sempre legatissimo alla sua città. Vince il Candeliere d'Oro speciale il professor Arturo Parisi. Professore, quanta emozione nel ricevere questo premio? Molta, incredibile per uno vissuto come me,
che viene anche immaginato avvezzo a queste prove, molto. È un'emozione da sassarese che riconosce la propria città e soprattutto riconosce in questo riconoscimento null'altro che l'affetto che io ho per Sassari, anche stasera almeno mi è sembrato di vederlo, l'affetto che i miei concittadini hanno avuto per me. Complimenti dunque al professor Parisi. Sì, tra l'altro chi volesse rincontrarlo ancora, il 30 agosto sarà proprio al Museo della Tonnara perché presenteremo il libro La nuova Sardegna ai tempi di Rovelli, curato da Sandro Ruiu, e dialogheranno col curatore proprio Arturo Parisi e Mario Segni. Bene, quindi, benissimo. A che ora questo? Alle ore 20, alle ore Museo 20 della Tonnara del 30 agosto. Del 30 agosto, sì, il professor Parisi verrà a chiacchierare di Benissimo. Rovelli e di quegli anni della SIR e della Nuova Sardegna. Chissà se porterai il candeliere d'oro. Magari. Okay. Senti, allora, ai nostri amici ricordiamo altri eventi che abbiamo selezionato per questa settimana in giro per la Sardegna. Abbiamo a Castelsardo Musica sulle Bocche, questo altro grande evento musicale dal 22 al 25 agosto. Visto che si prevedeva un pochino di maltempo, controllate sulla pagina del Festival Musica sulle Bocche, perché il festival si farà, sono solo cambiate delle location, magari non all'esterno e all'interno, quindi c'è la pagina Facebook, andate a controllare tutto. La 19ª edizione tra l'altro di questo importantissimo evento, Festival Internazionale del Jazz sarebbe. Poi andiamo allo sport, sai che in A1 è andata la Raimond Handball Sassari, abbiamo avuto qua DG e CT tutti qua da noi e per prepararsi al meglio organizzano proprio questo weekend al Pala Sant'Oru un torneo internazionale con delle squadre di tutto rispetto, che arrivano le migliori, forse 3 squadre del circuito europeo. Eccolo qua, l'Handball Cup Banco di Sardegna, 23 e 24 agosto a Sassari al Pala Sant'Oru. Per prepararsi al meglio la Raimond fa questo super torneo qui a Sassari. E infine, come siamo messi con mangiarini di pesce, cose così? Ti piace? Le sagre, caspita. Sì, il Museo della Tonnara. Abbiamo quella al vecchio Borgo Sant'Elia, la sagra del pesce, questa è abbastanza famosa. Sì. Lì veramente si mangia pesce locale, ottimo pesce locale, il 24 e 25 agosto. Borgo Sant'Elia, c'è anche la pagina Sagra del Pesce Borgo Sant'Elia, ok? Quindi se chi non vuol venire al MUT, che però verranno al MUT, ha la scelta in giro per l'isola, non ok? mancano le scelte. Senti Smeralda, torniamo a noi. Non sei la sola a lavorare al MUT, hai una squadra di collaboratori, io li ho anche conosciuti, ma volevo sentire non ci fossero una presentazione. Se non ci fossero loro non sarebbe possibile. Quindi la squadra è composta da Rosella Porcheddu, che è la nostra addetta stampa, responsabile della comunicazione. Lei si occupa anche di gestire tutti i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter. E poi il nostro archeozoologo, esperto anche di allestimenti museali, che è Gabriele Carenti. La nostra Marta Diana, che è la nostra addetta all'accoglienza, guida turistica. E la nostra Emanuela Sias, che è la responsabile dei servizi didattici del museo. Poi abbiamo in realtà anche altri collaboratori, abbiamo la nostra archivista Silvia De Franceschi, che ha curato tutto l'archivio della Tonnara Saline, l'architetto Paolo Greco, che è quello che ha curato tutti gli allestimenti, Maura Fiamma, che è una volontaria. Diciamo che noi abbiamo molte persone che credono molto nel progetto museo e che lo frequentano, che ci aiutano molto. Voglio citare anche Giovanni Loriga, che non manca nessun evento, ci fa delle bellissime recensioni, quindi insomma una grande squadra, soprattutto di persone che ci credono.
credono, lo fanno molto per passione più che altro. E poi il nostro responsabile scientifico, che è il professor Salvatore Rubino, che lui, diciamo che il Museo della Tonnara c'è perché lui ha sempre creduto fortemente nel recupero della memoria e dell'identità di Stintino, è stato il primo a lavorare sulla Tonnara Saline, il suo volume del 1994, dal suo volume del 1994 la Tonnara Saline è partito tutto, il primo progetto del primo museo, quello che doveva essere itinerante, che era al Porto Nuovo, che era di legno, era costruito in legno, poi è stato diciamo dismesso perché il Comune di Stintino ha voluto finanziare questo nuovo progetto di un museo stabile, che è quello che vediamo oggi, insomma, che nel 2016 si è concretizzato. Avete anche un sito internet con tutte le info, abbiamo giusto? Un sito internet www.mutstintino.com che è chiarissimo, ci sono tutti gli eventi, gli orari, noi facciamo degli orari particolari perché ovviamente andiamo incontro ai vacanzieri, quindi il museo a luglio-agosto è aperto dalle 18 alle 23 tutti i giorni, e il giovedì mattina anche dalle 11 alle 13, poi da settembre iniziano gli orari normali, 11-13 al mattino, 15:30-19 al pomeriggio. Quindi anche per chi vuole godersi le spiagge di Stintino, poi si va al borgo, si visita il borgo e si visita il museo di Stintino. Se poi qualcuno intende, noi offriamo anche visite guidate, tra l'altro in collaborazione con dei giovani stintinesi che hanno fondato Stintino Holidays, che organizzano proprio visite guidate alla ricerca dell'identità della storia del borgo, quindi non c'è che l'imbarazzo della scelta. Allora ragazzi, andate a fare un giro a Stintino, al Museo della Tonnara. Il nostro tempo purtroppo è scaduto, la nostra mezz'oretta, grazie veramente a Esmeralda Ughi, ci risentiremo per gli eventi, le cose, tutto quello che fa insomma il Museo di Stintino. Io ringrazio Cesare Donati alla regia, Chico Pio alle telecamere, vi ricordo per rivedere la puntata sul nostro sito www.sardinianlife.it, per qualsiasi informazione la nostra mail è info@sardinianlife.it. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ciao! Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.